30 luglio, ultimo strappo, sempre a correre, a frullare, ben venga. Ad agosto è così, sembra che ci sia euforia, sarà forse proprio la mancanza un po' di lucidità, e allora sei un po' in ritardo, ma non devi strafare, sei sul viadotto, aspetterà un minuto, non succede nulla, non mi voglio mettere a rischio per recuperare un minuto. Chi mi ama mi aspetta, chi mi ama capisce, come io capisco al contrario. E allora sì, il viadotto, che non lo si può fare se non si ha un mezzo oltre i 150 di cilindrata, because it's dangerous, è pericoloso per i mezzi troppo lenti. Eh sì, e allora bisogna avere un mezzo adeguato, sempre nella vita, un mezzo adeguato per fare le cose. E allora sì, prendiamo la curva, ma senza strafare, freniamo con calma. C'è un collega, secondo te sto male? E poi, questo da dove viene fuori? Se l'è fatta tutto a piedi, il viadotto a piedi, in bicicletta. Non ho parole, è il caldo di luglio, è il caldo d'agosto, a piedi il viadotto della capitale.